Autonomia consegnata alle regioni, la bozza della legge quadro così com'è non è accettabile, commenta Zaia. Venerdì prossimo il faccia a faccia con il ministro Boccia. Bomba carta esplode sotto l'auto di Pierpaolo Spinazzè, writer trevigiano d'origine ma veronese d'adozione che cancella le svastiche sui muri trasformandoli in murales. Io vado avanti, racconta l'artista. Prego perché capisca davvero cosa ha scritto. Il vescovo di Treviso commenta la vicenda del moglianese oggetto di un esposto in procura per una frase d'odio contro Liliana Segre su Facebook. Stamane a Riese l'addio a Sucragi, il 14enne è morto durante l'ora di ginnastica all'Itis Barsanti di Castelfranco, l'intera comunità si è stretta alla famiglia. Emergenza furti in casa nella Marca, l'ultimo inquietante episodio a Mogliano dove una pensionata si è trovata davanti banditi armati di coltello, una paura dalla quale non si è ancora ripresa. Il dramma di Manuel Bortuzzo, le immagini dell'ultimo allenamento in vasca prima dell'agguato di Roma, intanto Trieste si mobilita per lui, lunedì un concerto per raccogliere fondi per le cure. A Padova la polizia locale scopre un residence a luci rosse, venivano utilizzati 4 appartamenti presi in affitto dalle prostitute attraverso siti turistici e alberghieri. Sarà Udine a ospitare la Donata Nazionale degli Alpini del 2021, stamane l'annuncio ufficiale per la città è la 5ª volta, è un orgoglio, festeggia il sindaco. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Autonomia dunque in primo piano, è stata consegnata alle regioni la bozza della legge quadro, così com'è tuttavia non è accettabile, commenta il presidente del Veneto Zaia, che venerdì prossimo sarà faccia a faccia con il ministro Boccia. Guardi, io posso solo dirle che abbiamo il documento in mano, che è la famosa legge quadro che dovrebbe dar l'avvio alla trattativa finale. Le dico che così è irricevibile, nel senso che deve essere modificata, vedremo se da qui a venerdì, che dovrebbe essere la giornata di chiusura, le nostre modifiche, quelle che proporranno ovviamente gli accademici, il nostro comitato scientifico, saranno accolte oppure no. Noi vogliamo l'autonomia vera, se da parte del governo c'è la volontà di dare autonomia vera si firma subito. Bozza della legge quadro sull'autonomia inaccettabile, secondo il presidente Luca Zaia, che si prepara al confronto venerdì prossimo con il ministro per gli affari regionali e le autonomie Francesco Boccia. Il Veneto presenterà le proprie controproposte. Tra i punti da rivedere, spiega il governatore, quello finanziario. C'è tutto un tema sulla finanziabilità dell'autonomia, sui trasferimenti alle regioni che è molto vago, molto fumoso, non ha dei criteri, dei principi, dei parametri prestabiliti, per cui noi non possiamo affrontare il mare aperto senza avere in mano una mappa e capire dove dobbiamo andare. Le bozze non si devono sottoscrivere, si devono discutere, manda a dire Boccia, disponibile al confronto con Zaia per migliorare, dice il documento. Zaia, che rimane quindi concentrato sull'obiettivo autonomia e sugli ultimi 8 mesi di mandato, lo sottolinea per chi lo vorrebbe a Roma al fianco di Matteo Salvini in caso di vittoria della Lega alle prossime politiche. E l'impegno in Veneto comporta anche la tutela della comunità ebraica dai crescenti, preoccupanti rigurgiti di intolleranza e negazionismo, gli stessi che hanno costretto la senatrice Liliana Segre a essere scortata. È emblematico che una signora che è stata in campo di concentramento, che porta ancora il tatuaggio con il numero di matricola, era bambina, ricordiamolo in quel contesto, e sia costretta ad avere una scorta per essere tutelata da qualche idiota. Si vada giù con la mano pesante, si puniscano questi disgraziati. La mia solidarietà va non solo a Liliana Segre, ma va alla comunità ebraica, quella del Veneto in particolar modo, e assolutamente non permetterò mai che nessuno metta in discussione la presenza della nostra comunità in Veneto. Ma gli episodi inquietanti si susseguono, c'è stata una bomba carta addirittura lanciata sotto l'auto dell'artista di strada trevigiano d'origine ma veronese d'adozione Pierpaolo Spinazzè, noto come Cibo, specializzato diciamo così nel ricoprire con i propri graffiti svastiche e croci celtiche che appaiono sui muri. Sono stato svegliato da un'esplosione sotto la mia macchina ed è stata un atto intimidatorio, visto nell'insieme delle cose, delle varie minacce che ricevo, crea un disegno abbastanza preoccupante. Una bomba carta fatta esplodere sotto la sua automobile, così Pierpaolo Spinazzè, in arte Cibo, writer trevigiano di nascita, veronese d'adozione, ha presentato denuncia ai carabinieri per quella che ritiene una vera e propria ritorsione, un gesto intimidatorio legato all'attività artistica di questo writer 37enne originario di Vittorio Veneto, studi allo UAV di Treviso, già perché Cibo, come del resto
dice il suo nome d'arte, cancella con i suoi murales legati proprio al cibo e agli alimenti svastiche, croci celtiche, scritte e simboli fascisti e dell'estrema destra che imbrattano i muri del Veronese, dove vive. Non si possono vedere in giro celtiche e svastiche nel 2019 e penso che ogni cittadino che ha cara la parola libertà debba anche scegliere a un certo punto. E Cibo ha deciso di combattere con l'arte. Ognuno ha le sue armi, io so disegnare, la creatività è un'ottima risposta, specialmente nei confronti di chi cultura non ha. Un'attività che l'ha già reso altre volte oggetto di intimidazioni. Sia telefoniche, dopo comunque ci sono la svastica sulla porta di casa, anche i miei genitori sono stati presi di mira. Questo ultimo evento qua è solamente l'ultimo, è più grave di quello che sta passando da 2 anni a questa parte. Un atto molto grave quest'ultimo, ma Spinazzè non ha intenzione di fermarsi. Ovvio, bisogna essere preoccupati perché comunque nell'insieme delle cose è preoccupante che queste persone non abbiano rispetto, però comunque non dobbiamo fermarci solo perché c'è una minoranza che ha questi metodi violenti. E ora torniamo proprio sul caso della scorta alla senatrice Segre, di cui ha accennato, lo avete sentito poco fa anche il governatore Zaia, e al commento relativo postato da un 78enne moglianese con l'immagine di un camino. Io prego perché raggiunga una consapevolezza di quello che sta succedendo nel suo animo, nel suo cuore. Da uomo di fede è questa la speranza del vescovo di Treviso per Maurizio, il 78enne di Mogliano che ha commentato con la frase «poteva stare a casetta» e la foto di un caminetto la notizia della scorta alla senatrice Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz. Il tutto postato su un social da quasi 10 milioni di lettori. Un atto per il quale ora dovrà rispondere in tribunale, citato dall'associazione Odiare ti costa, determinata a verificare i reati sia in sede civile che penale. Per il vescovo di Treviso, azioni e commenti possibili solo perché mediati dalla tastiera. Se io devo guardare te negli occhi e dirti parole di odio, devo superare molte più barriere che non mettendomi lì al tastierino e scrivendo delle cose pensando di essere da solo. Di certo, anche per il vescovo, le leggi contro l'antisemitismo vanno rispettate. Ci sono delle leggi, siamo tutti legati a questa civile convivenza. Le leggi pongono dei limiti, dei paletti, richiamano una responsabilità comune. Comunque sempre il percorso anche delle leggi, anche di quelle penali, è per il miglioramento e credo che la giustizia debba comunque sempre fare il suo corso. E proprio sull'istigazione all'odio razziale, Monsignor Tomasi lancia un forte appello alle istituzioni. Abbiamo delle grandi responsabilità nei confronti di tutte le persone, dei giovani, ma anche dei meno giovani, su come parliamo, su come usiamo il dono della parola che ci è stato dato. Ogni interlocutore è una persona umana e dobbiamo rispettarla nella sua infinita dignità. Lunedì 3 comunità si fermeranno per l'addio ad Anna Pieropan, Daniele Minati e la piccola Diletta, morti nel tragico incidente lungo la A13 nella notte tra il 1° e il 2 novembre. I funerali alle 11 a Schio. Sono uniti felici e sorridenti con la piccola Diletta in braccio. La foto invita però a dar loro l'ultimo saluto dopo il tragico incidente lungo l'autostrada A13 tra Bologna e Altedo che li ha portati via nella notte tra il 1° e il 2 novembre. Slittati da venerdì si svolgeranno lunedì prossimo, 11 novembre, i funerali di Anna Pieropan, 29 anni, Daniele Minati, 32 e della loro figlioletta di appena 5 mesi. Lutto cittadino in 3 comunità. A Schio, dove vivono i genitori di Anna, a Sovizio, dove vive la famiglia di Daniele, e Isola Vicentina, dove i giovani abitavano dal 2017 nel rustico che stavano ristrutturando. La celebrazione si terrà al Pala Romare di Schio, messo a disposizione del Comune per la grande partecipazione prevista. La struttura sarà aperta sin dalle 10:15. Alle 10:30 la celebrazione prenderà avvio con una veglia di preghiera. E in centinaia parteciperanno questa sera a Castelfranco Veneto alla fiaccolata in memoria di Giulia Zandarin, la 18enne morta nel tragico schianto di Musile di Piave, dove è rimasto seriamente ferito anche il fidanzato Alberto Antonello di 19 anni.
Ora indagato dalla procura per omicidio stradale. Il primo sabato senza Giulia, la ricorderemo come se lei fosse ancora qui con noi, avevano promesso gli amici. La partenza della fiaccolata alle 21 dal Palazzetto dello Sport, ognuno con una candela da accendere per attraversare poi a piedi il centro città nei luoghi frequentati nel fine settimana proprio da Giulia e dagli amici. E questa mattina a Riese Pio X, l'addio invece a Sucragi, il 14enne morto durante l'ora di ginnastica all'Itis Barsanti di Castelfranco. Gli amici, compagni di scuola e della squadra di calcio, ci sono tutti, indossano la maglietta bianca con la foto di Sucragi sorridente e la scritta "per sempre nei nostri cuori". E che questo ragazzo abbia lasciato un segno profondo tra tutti coloro che l'hanno conosciuto, lui come la sua famiglia, è testimoniato dalle tantissime persone che si sono riunite nella barchessa comunale di Villa Egher per dirgli addio. Oltre ai tanti ragazzi, gli insegnanti, le maestre, i genitori, tutta la comunità di Riese Pio X si è stretta alla famiglia di Sucragi Rator, stroncato all'improvviso a soli 14 anni da una crisi cardiaca durante l'ora di educazione fisica all'Itis Barsanti di Castelfranco. La mamma, distrutta dal dolore, non smette di piangere, il papà, straziato, cerca di farsi forza, ringraziando tutti per la grande vicinanza dimostrata in questo momento così drammatico. Davanti alla bara, con la foto di Sucragi, il papà è contento di vedere i tanti amici che volevano bene al suo ragazzo come se fossero tutti figli suoi. In tantissimi portano le condoglianze. Sullo schermo intanto scorrono le foto di Sucragi da quando era piccolo ai tanti momenti di divertimento con gli amici. Nella piccola sala e sotto il portico la comunità Sikh, al pari di quella italiana, si stringono nel saluto a questo sfortunato giovane e alla preghiera Sikh si affianca il Padre Nostro. La famiglia non riesce a darsi pace ed ha presentato un esposto in procura per sapere perché i controlli sanitari eseguiti sul 14enne pochi giorni prima non abbiano rilevato anomalie. Ma oggi è il momento del dolore e dell'addio e per la famiglia Rator c'è spazio solo per ringraziare tutti della tanta vicinanza. E vi dobbiamo dare conto di nuovi furti in casa, ladri addirittura armati di coltello in un'abitazione nell'abitazione di una pensionata a Mogliano Veneto che se li è ritrovata davanti, un grande spavento da cui non si è ancora ripresa. Adesso sono ancora terrorizzata, perché quando esco ho il terrore, quando entro ho paura, me li vedo qua, stanotte non ho mai dormito, ho tenuto tutte le luci accese. Perché trovarmi da sola non è facile. Paola Scapolana, pensionata, vive in un alloggio Ater di Via Rossi, a Mogliano Veneto. Era uscita di casa 5 minuti, il tempo di salire al piano di sopra da un vicino malato. Riaperto il portoncino, si è ritrovata davanti 2 ladri armati. Io ho visto il primo che scappava, ho detto era uno solo, non pensavo fossero in 2. E poi subito poco dopo, su frazione di secondi, ho visto il secondo che scappando muoveva le mani e muovendo le braccia aveva qualcosa che luccicava. Ho pensato a un coltello, una lama, qualcosa, perché mi hanno aperto la finestra. Sono scappati da dove erano entrati, come dimostrano i segni lasciati sull'infisso. Per scavalcare il muretto hanno tirato giù una pesante fioriera di cemento. Paola temeva che le avessero ucciso la tartaruga che tiene in questo piccolo recinto sul retro. Vedova, una pensione da 500 euro al mese. I malviventi le hanno portato via quel poco che hanno trovato, 60 euro nel portafogli, gli orecchini di una nipote morta anni fa e dei medicinali. Per fortuna, a parte lo spavento, non le hanno fatto del male. Io sono invalida civile, non riesco a stare in piedi, purtroppo ho dei problemi alle gambe e alla schiena. Se mi spintonava cosa mi buttava a terra e non so come andava a finire. Se mi spintonavano cosa mi buttavano a terra sarei rimasta là perché io non ho la forza, non sto in piedi. Un trauma, dice Paola, che ha preferito non andare a dormire dai figli, ha scelto di restare a casa sua, ma ora ha comprensibilmente paura. Tutta sta gente straniera che arriva, va, vengono, tutto lo Stato che li prendono, li mettono dentro, li mollano fuori, non è giusto, anche per noi perché non abbiamo nessuna protezione, non abbiamo niente, non siamo controllati, non abbiamo sicurezza neanche in casa a questo punto perché io sono entrata e li ho trovati qua.
La cronaca giudiziaria turbativa d'asta, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso della difesa dell'ex sindaco di Cortina Andrea Franceschi per la vicenda legata all'appalto della raccolta dei rifiuti. Avevo presentato ricorso per l'ex sindaco dottor Franceschi e per il Sole Pompanin. La Cassazione ha ritenuto di dichiarare ammissibile il ricorso e ha preso atto del decorso del tempo e quindi dichiarato la prescrizione per quanto riguarda il reato di turbativa d'asta. Cade l'impianto accusatorio della Procura di Belluno che nell'aprile del 2013 portò all'arresto del sindaco di Cortina Andrea Franceschi per la vicenda legata all'appalto per la raccolta dei rifiuti assegnato nel 2010 all'imprenditore Teodoro Sartori. La Cassazione ha confermato la prescrizione per il reato di turbativa d'asta e ha invece ritrasmesso gli atti alla Corte d'Appello di Venezia per il reato di minaccia nei confronti dell'allora comandante della Polizia Locale di Cortina Nicola Salvato, perché rivaluti la situazione e decida se è congrua una pena diversa rispetto a quella che era stata originariamente attribuita per entrambi i reati. Franceschi ha ricevuto la notizia dall'avvocato Maurizio Paniz. Si è sentito molto più sollevato rispetto a una vicenda che lo ha turbato per molti anni, che ha avuto anche misure cautelari originarie e per il quale il Tribunale di Belluno aveva ritenuto di disporre una pena particolarmente pesante, in parte ridimensionata in corso d'appello. La sofferenza resta significativa, aggiunge Paniz, che conferma il suo pieno rispetto nei confronti delle indagini che la Procura di Belluno ha fatto e delle valutazioni che i giudici di merito avevano ritenuto di esporre. Non posso non essere soddisfatto che questa vicenda abbia subito un sostanziale ridimensionamento. Definitiva per il reato di minacce la condanna a 4 mesi per l'ex assessore Stefano Verocai, scagionati il vice sindaco Enrico Pompanin e l'imprenditore Sartori. 6 anni di processi, una vicenda giudiziaria clamorosa che scosse la Conca per l'arresto del sindaco e poi per il suo esilio da Cortina. Prematuro, dice Paniz, pensare adesso a un eventuale ricorso per un risarcimento del provvedimento restrittivo della libertà. Sono alcuni profili che devono essere riesaminati dalla Corte d'Appello e alla luce di quello che dice la Corte d'Appello poi prenderemo le decisioni definitive. Non bisogna essere avventati nel prendere poi delle reazioni che possono sembrare giuste dal punto di vista emotivo ma che magari non lo sono dal punto di vista giuridico. Ora un piccolo break, ritorniamo tra pochissimo. Edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3 di nuovo in diretta. Torniamo al dramma di Manuel Bortuzzo. Nel prossimo servizio le immagini dell'ultimo allenamento prima dell'agguato di Roma. Intanto si avvicina la data del concerto organizzato a Trieste per raccogliere fondi per le cure dello sfortunato nuotatore. Bracciata elegante e precisa, stile libero impeccabile quello di Manuel Bortuzzo che vediamo in questo video dell'ultimo allenamento al centro federale di Ostia prima del tragico incidente del 2 febbraio 2019 alla periferia di Roma dove per uno scambio di persona fu colpito alla schiena da un proiettile che gli ha provocato una lesione midollare. Il sogno di Manuel ora è quello di ricominciare a camminare, ma per rinascere, citando il titolo del libro che ha scritto raccontando la sua sofferenza, oltre all'affetto della gente servono anche i denari. Ed ecco allora che la città di Trieste, in cui Manuel è nato nel 99, ha risposto presente con una grande iniziativa, un concerto in programma lunedì 11 novembre alle 20:30 al Teatro Rossetti, battezzato #Trieste per Manuel, organizzato dal Comune di Trieste, dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, con l'organizzazione di Fabrizio Somma, grande amico del papà di Manuel, che ricorda il drammatico momento in cui apprese la notizia. Arriva un messaggio del padre di Manuel, hanno sparato a Manuel, 1+1 e voglio dire io, ma così come tutti gli altri amici di Trieste che sono cresciuti assieme al padre di Manuel, ci rendiamo conto che si tratta di Manuel Bortuzzo. Per Manuel si è mobilitato l'intero mondo musicale del nord-est. Lo spettacolo vedrà avvicendarsi 15 fra gruppi e solisti per un totale di 70 artisti. In totale hanno aderito all'evento 88 professionisti che arrivano anche dalla vicina Slovenia. Tutto lo spettacolo sarà condotto da una bravissima attrice, presentatrice, Rosanna Bubola, e sarà disturbato da Flavio Furia. Allo spettacolo parteciperà naturalmente pure Manuel Bortuzzo, che ha voluto rivolgere un invito a tutti con questo video. Ciao Trieste, eccomi qua. Lunedì 11 novembre, ore 20:30, Teatro Rossetti. Io sarò lì con voi per una bellissima serata piena di musica, piena di grandi emozioni e piena anche di grandi artisti che non vedo l'ora di sentire suonare. Poi dovrete ascoltare anche un po' me,
ascoltare un po' quello che ho da dire, le mie storie, le cose che mi sono successe, ma ci sarà da divertirsi, ve lo assicuro. E poi chissà, in fondo forse suonerò qualcosina pure io. Non vedo l'ora di tornare a Trieste, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo concerto, è un immenso piacere per me. Ci vediamo lunedì. Da stamattina non si hanno notizie di Manuel Bratti, 28 anni, di Longarone, e il suo mancato rientro a casa ha messo in moto la macchina dei soccorsi. La sua auto è stata trovata vicino alla passerella di Igne e lì per tutto il giorno la zona è stata presidiata da Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpine e Carabinieri. Insegnante a Zoldo, è noto per essere stato capogruppo di maggioranza a Longarone nella passata amministrazione. Padrin, chi ne avesse notizie, è pregato di rivolgersi naturalmente alle forze dell'ordine. Ora a Padova, dove la polizia locale ha scoperto un residence a luci rosse, venivano utilizzati 4 appartamenti presi in affitto dalle prostitute attraverso siti turistico-alberghieri. Da fuori un normale residence per turisti che arrivano a Padova. All'interno di queste mura in via Guizza Conselvana, al confine con il comune di Albignasego, però 4 appartamenti venivano utilizzati come 4 case di appuntamenti. A gestirli erano un gruppo di prostitute straniere. Il blitz della polizia locale di Padova dopo le numerose segnalazioni dei cittadini che abitano vicino al residence, perché l'andirivieni di uomini era costante sia di giorno che di notte. Prima di fare irruzione all'interno dei 4 appartamenti che risultano di proprietà di una società con sede nel Vicentino, gli agenti della polizia locale hanno fermato alcuni clienti che erano appena usciti dalle abitazioni o che stavano cercando di contattare le donne all'interno. Tutti hanno ammesso poco candidamente di aver consumato un rapporto sessuale e di aver pagato dai 30 ai 100 euro. Una volta all'interno i vigili hanno trovato le donne, che sono state tutte identificate. Arrivano dall'Est Europa e dal Sud America. In Italia da tempo hanno raccontato di aver preso in locazione gli appartamenti tramite alcuni siti del settore alberghiero turistico, visto che la struttura, dotata di 25 unità abitative, ospita di frequente i turisti. Una volta ottenuto l'affitto, le prostitute contattavano i potenziali clienti tramite internet, dando loro appuntamento nel residence. Al momento le indagini della polizia locale continuano per verificare se altre persone siano responsabili di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Udine ospiterà per la 5ª volta, l'ultima nel 96, l'adunata nazionale degli alpini. Il responso da parte del consiglio direttivo dell'ANA è arrivato oggi. Il capoluogo friulano si è aggiudicato l'edizione 2021 del raduno delle penne nere, battendo la concorrenza di Brescia, Alessandria e Matera. Entusiasta il sindaco di Udine Pietro Fontanini. La notizia dell'aggiudicazione dell'adunata degli alpini del 2021 alla città di Udine mi riempie di profondo orgoglio, dice, sia come friulano che come sindaco della capitale del Friuli. La scuola di Voga alla Veneta Vittorio Zonca di Padova ha presentato in anteprima un sandalo a 4 remi costruito interamente da loro con l'aiuto di uno storico maestro d'ascia veneziano. Quale migliore occasione per fare un giro in barca e scoprire luoghi inediti della città di Padova. L'acqua, il legno, le antiche professioni, per raccontare un'altra Padova, quella più sconosciuta, quella che si incontra navigando i suoi canali interni. E il paesaggio che si scopre è mozzafiato, un silenzio surreale, i rumori lontani della città, una città che sembra ritornare al passato. Si scopre che il sistema di canali forma un anello, forse la prima vera tangenziale che collegava Padova, una tangenziale di acqua che tocca i punti strategici. Oltre a un punto naturalistico, anche un punto importante sotto il profilo storico, perché tanti sono i monumenti che si attraversano passando le vie d'acqua. Anzitutto, lo possiamo vedere alle mie spalle, le mura. Quindi le mura, il sistema di ponti, le porte e quindi le acque possono essere sempre più un vettore turistico. Il giro in barca insieme all'assessore Michalizzi e membri della scuola padovana di Voga alla Veneta, che in occasione dei 10 anni dalla sua fondazione ha iniziato la costruzione da zero e in totale autonomia di una nuova imbarcazione, un modello di sandalo lagunare a 4 remi che vi mostriamo in anteprima. I fondatori della scuola padovana si stanno facendo aiutare da uno degli ultimi maestri d'ascia veneziani. È fatto tutto a mano. Praticamente la barca nasce, si fa nascere questo sotto che si chiama cantiere, e dal cantiere si mette questa che si chiama passera,
e dopo vengono aggiunti sopra tutti i pezzi. L'associazione in passato ha recuperato e restaurato anche un'altra imbarcazione storica che oggi accompagna padovani e turisti lungo il tracciato dei canali interni. Non si può tralasciare il discorso del recupero che è avvenuto tra il 2013 e il 2015 di una caorlina. L'acqua può diventare occasione per potenziare il turismo in città, che sta progressivamente crescendo. In questi ultimi anni il Comune ha avviato un piano di ristrutturazione di un terzo della cinta muraria, che include la manutenzione degli argini e delle vie d'acqua, uno dei primi passi nell'area dell'ex Boschetti, che diventerà presto un parco. Verrà organizzato un camminamento ciclopedonale e un fronte di attracco lungo circa 200 metri. Se pensiamo che siamo sotto la Cappella degli Scrovegni, può diventare un punto turistico di grande interesse, sfruttando il vettore dell'acqua. Infine lo sport, grande evento per gli appassionati di ciclismo a Silvelle di Trebaselle, che sono in corso oggi e domani i campionati europei di ciclocross, già più volte sede di importanti competizioni di settore. Nella piccola località del Padovano si corre domani per il titolo europeo su un circuito campestre di quasi 3 km in stile fiammingo, reso selettivo da un fango molto insidioso. È tutto, io vi ringrazio per averci seguito e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. La giornata festiva sarà caratterizzata ancora da condizioni sostanzialmente stabili sul nostro territorio. Vediamo dunque il dettaglio del 10 novembre. Sul Veneto sarà asciutto dappertutto, ampio soleggiamento, cielo al massimo poco nuvoloso, salvo per innocui addensamenti, specie sulle pianure occidentali. Temperature minime in calo tra lo 0 e i 9 gradi, massime invece stazionarie comprese tra i 12 e i 15 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato dappertutto, qualche nube in più sui settori montuosi ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 5 e 11 gradi, massime tra 4 e 15 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove avremo tanto sole un po' su tutti i settori della nostra regione, il cielo sarà sereno o al massimo velato. Temperature in diminuzione, minime tra lo 0 e -1, massime sui 12 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3, arrivederci.